Trovare casa a Venezia e anche a Mestre ormai è un'impresa e sentirsi in sicurezza quando si esce di casa, quindi la casa e la sicurezza sono le due priorità. Assieme ad attivisti, volontari e agli altri candidati della lista civica Terra e Acqua alle comunali di Venezia, Marco Gasparinetti è impegnato in una campagna elettorale porta a porta, un incontro diretto con i cittadini che per esempio in Laguna si è svolto spesso anche con l'uso della barca. È una campagna che non ha bisogno di sedi perché le nostre sedi sono i campi, le calli, le strade di Mestre e le piazze. Noi non apriamo sedi effimere per poi chiudere il giorno dopo le elezioni, non prendiamo in giro gli elettori. Noi per i cittadini e le cittadine ci siamo 12 mesi all'anno e da 12 anni ormai. Campagna itinerante per noi è restare in mezzo alle persone, ascoltarle e sulla base di ciò che ascoltiamo scrivere un programma che è fatto di concretezza, proposte realistiche e realizzabili. Gasparinetti ha denunciato da tempo il problema di un comune che, numeri alla mano, continua ad essere in balia di uno spopolamento che, in controtendenza con gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, si è oramai esteso anche all'entroterra. Noi sulla casa abbiamo 4 proposte molto precise che il senatore Martella ha fatto proprie, quindi è il programma del candidato sindaco che noi appoggiamo. Esenzioni IMU per chi affitta ai residenti, fondo di garanzia per i proprietari, una immediata restituzione alla città degli alloggi vuoti che vanno restaurati e assegnati e a quel punto possiamo anche parlare di limiti alle locazioni turistiche perché non possiamo continuare ad assistere a questa espansione incontrollata e esagerata alle locazioni turistiche. Già presente alle scorse elezioni amministrative e con alle spalle 5 anni di opposizione all'amministrazione Brugnaro, Terra e Acqua fa parte della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Andrea Martella. Quali saranno i prossimi appuntamenti della campagna itinerante? Tutti i quartieri di Mestre e Marghera, i parchi cittadini, Bissuola, San Giuliano, L'Acquerini e ovviamente Piraghetto. Si sente parlare spesso di liste civiche. Cos'è che vi contraddistingue come lista civica rispetto agli altri? Noi siamo civici, altri si dicono civici e noi lo siamo nei fatti.